Un programma molto vario, dalla commedia dialettale al concerto, dallo spettacolo comico alla lirica. La nuova stagione del Teatro di Cicagna propone 18 spettacoli dal 14 ottobre all'11 maggio. Ci saranno anche compagnie che arrivano da lontano, Roma e Napoli. Ci saranno spettacoli di prosa e concerti anche la domenica pomeriggio. Per la prima volta ci sarà uno spettacolo lirico, La Cavalleria Rusticana di Mascagni. Quest'anno è la 13ª stagione, un traguardo non scontato per una piccola realtà come quella di Cicagna. L'anno scorso è stato quello con più presenze in sala. E abbiamo molte compagnie che ci scrivono, molte agenzie teatrali che ci propongono anche nomi importanti. Quest'anno avremo appunto per esempio Corinne Cléry e noi niente, valutiamo e cerchiamo di dare al nostro pubblico comunque spettacoli intelligenti ma divertenti, perché abbiamo voglia proprio di sorridere. C'è uno spettacolo di quest'anno che vi sta particolarmente a cuore per qualche motivo? Io sono una musicista, quindi purtroppo devo dire La Cavalleria Rusticana, che è un'opera lirica, mi sta particolarmente a cuore perché tanto è un'opera che non dura tantissimo, quindi è accessibile a chiunque, anche a chi non è abituato ad andare a teatro, e poi proprio perché è un genere che proponiamo per la prima volta noi. Quest'anno, prima della stagione vera e propria, ci sarà un prologo sabato 23 settembre con la finale del Fantastico Festival, un concorso nazionale per interpreti e cantautori. Quindi vi aspettiamo perché è una finale molto bella, sono tutti cantanti molto giovani che provengono un po' da tutta l'Italia e appunto vedremo chi sarà il vincitore. Per informazioni su biglietti o abbonamenti, oppure direttamente prenotare, contattare il numero 349 09 60 750 via SMS o WhatsApp.